Corriere del Veneto, martedì 6 luglio 2021. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le giuste transizioni. Correva il 2007, quando Carlo Mazzacurati girava la scena della regola della giusta distanza, che, applicata al mestiere di giornalista, identifica la misura da tenere tra tu che scrivi e le persone coinvolte nei fatti, non troppo lontano, altrimenti non c'è più pathos, ma neanche troppo vicino, perché se il giornalista si perde nell'emozione è fritto. Nel 2021 siamo chiamati a sostituire distanza con transizione e a lavorare per progettare insieme le regole della giusta transizione, per la quale nei prossimi anni potremo contare sulle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il mitico PNRR, già entrato nel linguaggio comune, come fu per lo spread nei bollenti mesi dell'autunno 2011. La transizione a cui mi riferisco è la transizione ecologica, che è trainante rispetto a quelle digitale, della sostenibilità e dell'inclusione. Nei primi mesi del 2021 un gruppo di oltre 60 persone, espressione di tutte le componenti della comunità economica e della società civile, chiamate a contribuire al percorso avviato dalle diocesi del nord Italia verso la 49esima settimana sociale dei cattolici italiani, ha provato a scrivere una prima bozza dei punti chiave di queste regole, che è stata discussa in un incontro all'Università di Padova lo scorso 3 luglio. La transizione ecologica reclama un'innovazione nel design istituzionale. Questa innovazione istituzionale non può limitarsi a orientare, ancorché con coerenti politiche fiscali e di incentivazione, le decisioni di investimento per la riprogettazione di processi e prodotti nell'ottica dell'economia circolare. La governance della transizione ecologica è un processo complesso che a sua volta richiede un approccio circolare che abiliti quella collaborazione virtuosa e non necessariamente standardizzata tra i diversi livelli territoriali, nazionale, di macroarea, regionale, che è quella che serve per trovare la giusta distanza tra le traiettorie tecnologiche che servono al Paese e la capacità effettiva dei territori di muoversi in quelle direzioni. La transizione ecologica è estesa alla società nella sua interezza e all'intera vita delle persone. Pubbliche amministrazioni, servizi pubblici e privato sociale sono altri 3 fattori abilitanti per realizzarla in modo compiuto. Snellezza burocratica, semplificazione amministrativa e chiarezza normativa sono già inserite tra le riforme strutturali del PNRR. Più delicato è il tema dei servizi alla persona, ad esempio salute e istruzione. In questo ambito è opportuno lavorare per trovare la giusta distanza tra servizi pubblici e privato sociale che serve per gestire le criticità già evidenti nelle dinamiche demografiche. La transizione ecologica ha bisogno della collaborazione di tutte le persone. La missione 5 del PNRR, Inclusione e Coesione, ci dice come fare: facilitare la partecipazione al mercato del lavoro e favorire l'inclusione sociale. Educare e formare a comportamenti più sostenibili tutta la cittadinanza è il minimo che si possa fare. Le criticità sono 2. La prima è che bisogna agire con determinazione nei confronti delle persone più fragili, che sono quelle più esposte all'esclusione senza ritorno. La seconda è mirare al sostegno delle aree fragili, mettendole nelle condizioni di ripensare il futuro nella prospettiva della sostenibilità. Su questi fronti la sfida non è trovare la giusta distanza, ma annullare tutte le distanze. La transizione ecologica è accelerata dalla digitalizzazione pervasiva dei processi economici, sociali e politici. Il nuovo fattore abilitante, di cui già si intravede il profilo, riguarda i diritti umani digitali e il costituzionalismo digitale. A livello europeo è in corso la discussione di una proposta di regolamento denominata Digital Services Act, per portare in pochi anni milioni di persone di ogni ceto sociale e classe di età a chiedere e ricevere online beni, servizi e assistenza. Urge creare un ambiente accessibile e sicuro, con particolare riguardo ai danni da attività illecite e alle violazioni dei diritti fondamentali. Il principio ispiratore c'è già ed è annullare la distanza tra ciò che è illecito offline e ciò che è illecito online.